Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento e l'Atifar Federfarma, nella qualità di presidente il dottor Pietro Amorelli, congiuntamente all'Ordine dei Farmacisti di Agrigento, presidente Maurizio Pacio, hanno avviato una collaborazione istituzionale finalizzata al coinvolgimento delle 149 farmacie della provincia di Agrigento nel sostegno di una campagna di sensibilizzazione sulle truffe ai danni degli anziani. L'iniziativa conterà proprio sulla rete capillare delle farmacie in provincia per informare gli utenti sulle varie modalità utili a proteggersi da questi reati che colpiscono le fasce più vulnerabili. In particolare apposite locandine esplicative saranno esposte sulle vetrine e riprese nelle pagine social delle farmacie, le quali provvederanno anche a mandare in onda sugli schermi presenti nei loro locali uno spot divulgativo realizzato dall'Arma dei Carabinieri e distribuendo volantini contenuti consigli per non cadere nella trappola dei truffatori. Il progetto, che si affianca all'impegno investigativo dell'Arma dei Carabinieri per il contrasto di questo tipo di reati, testimoniano dal recente arresto di presunti autori di truffe, rafforza l'impegno nel determinante settore della prevenzione, con semplici ed efficaci consigli da seguire in piena sicurezza. Tra questi il più importante è certamente quello di contattare il numero unico di emergenza, il 112, in caso di qualsiasi situazione dubbia o di pericolo. Di Agrigento, assieme a Federfarma, assieme all'Ordine dei Farmacisti, avvia questa iniziativa importante per la prevenzione del fenomeno delle truffe agli anziani. Si vuole sfruttare la capillarità e la vicinanza ai cittadini anche delle farmacie per fornire dei messaggi e diffondere consigli utili per difendersi da questi tentativi di truffa. Sono dei consigli molto semplici che possono essere applicati dai cittadini ed è importante che siano diffusi. Il terreno della prevenzione, per noi, sul terreno della prevenzione si gioca la partita più importante, perché consente appunto ai cittadini di difendersi in piena sicurezza e di essere a conoscenza appunto di quei consigli che possono impedire di cadere vittima delle truffe. L'Arma dei Carabinieri è impegnata ovviamente anche investigativamente per contrastare questi reati, ma la prevenzione è fondamentale e credo che questa iniziativa contribuirà a rafforzare il nostro impegno su questo settore. L'Ordine dei Farmacisti insieme a Federfarma e dietro ovviamente il patrocinio di chi ha avuto l'idea, ovviamente in questo caso il Comando dei Carabinieri, vuole portare avanti un ragionamento che veda coinvolti tutti i farmacisti che lavorano al banco, perché ovviamente le farmacie rappresentano soltanto, Federfarma rappresenta solo le farmacie, ma all'interno delle farmacie lavorano tanti collaboratori, tanti farmacisti che non sono titolari o direttori di farmacia, ma che devono essere fortemente motivati su un percorso del genere che li vede quotidianamente affrontare tante patologie, soprattutto nell'ambito della prevenzione nei confronti degli anziani, e soprattutto un anziano che subisce una violenza anche di natura psicologica è un anziano che aggrava notevolmente le sue patologie e quindi si trova molto spesso a rispondere in maniera non equilibrata dalle persone che in malafede lo avvicinano. Quindi è chiaro che l'anziano va seguito, va accompagnato e in questo caso va fatto sentire un amico, l'amico del farmacista, come lo è sempre stato, perché a lui si rivolge per qualunque tipo di consiglio e entrando in una farmacia cerca sempre il suo farmacista di riferimento, e quindi è chiaro che tutto l'Ordine dei Farmacisti è impegnato ad sensibilizzare i colleghi che ovviamente vedono positivamente questo ruolo sociale che quotidianamente il farmacista svolge e ha dimostrato di avere svolto in tutti questi anni, e soprattutto la pandemia ne è stato un segno tangibile di tutto questo, e quindi insieme ai carabinieri e alle forze dell'ordine i farmacisti rimangono in primo piano impegnati a fare una seria campagna di prevenzione e di vigilanza a tutte le persone deboli che entrano quotidianamente in farmacia. Sì, le farmacie hanno accolto e sposato subito la richiesta di collaborazione da parte dei comandi provinciali dei Carabinieri, perché avendo una clientela formata
da molti anziani, possiamo sicuramente informare per prevenire questi reati così odiosi che colpiscono soprattutto anche nella nostra provincia. Siamo impegnati ogni giorno con la nostra opera nell'ambito sanitario, ma ancor più con la nostra opera nell'ambito sociale, come in questa occasione. E quindi ringraziamo il Comando Provinciale dei Carabinieri per averci coinvolti, e noi abbiamo raccolto con entusiasmo l'invito. In ogni farmacia i nostri cittadini troveranno dei consigli per prevenire queste truffe, troveranno dei dépliant che possono portare anche a casa, o i figli possono portarli ai genitori, e le locandine e tutte le informazioni per prevenire questi reati.